La sfida di Treviso, stasera puntata speciale di Ring dalle 21:15, l'ultimo confronto fra i 6 candidati alla guida del capoluogo della Marca. Nuovo nubifragio nella notte in provincia di Treviso con allagamenti da San Biagio a Castelfranco, forse la pioggia la causa di un grave incidente a Vallà di Riese, allerta meteo regionale fino a sabato mattina. Intanto in questi giorni nel Petersino Mottensi una maxi esercitazione degli uomini della protezione civile da tutta Europa, la simulazione di una alluvione dagli effetti devastanti. Prima causa un incidente ferendo una 28enne di Gaierine con l'auto della madre, poi scappa e si inventa una rapina per crearsi un alibi, il responsabile è un 15enne. Il nuovo governo Conte vuole rimettere mano alla riforma sulle banche popolari, l'attesa e le speranze dei risparmiatori veneti traditi e truffati. Tappa trevigiana per il candidato alle elezioni presidenziali in Nigeria, al centro dell'attenzione il contrasto alla tratta di esseri umani. Sport e basket, dopo l'addio di Stefano Pigliastrini, l'arrivo di Max Menetti sulla panchina della De Longhi, oggi la presentazione del tecnico che ha guidato Reggio Emilia a 2 finali scudetto. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben trovati l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali che si apre parlando della politica, parlando anche di noi e parlando di Casugana, il confronto verso il voto. L'ultimo confronto questa sera è appunto su Antena 3, una puntata speciale di Ring, l'ultimo match, l'ultimo faccia a faccia tra i 6 sfidanti a Casugana dalle 21:15, fra poco più di un'ora. Allora, vedo già in collegamento con lo studio 2 il nostro Ferdinando Avarino. Allora, come sta andando Ferdinando? Anticipaci qualcosa. Sì, Nicola, ci colleghiamo dallo studio 2 di Antena 3 dove tra pochi minuti questa sera alle 21:15 andrà in scena l'ultimo confronto tra i 6 candidati per il voto a Treviso, le elezioni comunali. Quindi stanno arrivando Giovanni Maildo, Mario Conte, Said Caibi, Domenico Lo Sappio, Carla Condurso e Maristella Caldato, pronti per parare anche i colpi bassi di questa campagna elettorale. Cominceremo dall'attualità di questi giorni, la polemica sugli allagamenti, poi per affrontare 7 round, quindi i temi principali della città sui quali si sono confrontati in questa campagna elettorale i 6 candidati che sono al voto domenica 10 giugno. Poi ricordiamo, saremo in diretta per la maratona anche domenica sera a partire dalle 21:15 e lunedì mattina. Ma ci vediamo tra poco alle 21:15 con i 6 candidati per l'ultimo confronto sul voto a Treviso. La linea a te. Grazie allora Ferdinando Avarino, quindi parleremo di politica, fra poco torneremo a parlare poi di politica della corsa a Casugana, ne ha parlato anche Ferdinando delle polemiche sugli allagamenti e intanto la Protezione Civile regionale ha diramato una nuova allerta, uno stato di attenzione per possibili criticità idrogeologiche, una attenzione che è partita già dalle 14 di oggi e gli effetti in Veneto si sono già visti soprattutto nel Padovano e nel Vicentino, ma fino alle 8 di sabato prossimi in tutti i bacini idrografici, quindi anche quelli trevigiani. Previsioni indicano condizioni di marcata instabilità e quindi probabili precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio e temporale, possibili fenomeni intensi con forti rovesci, locali grandinate e anche forti raffiche di vento, quindi da qui alle prossime ore fino a sabato mattina. Intanto un anticipo c'è già stato la scorsa notte con allagamenti e disagi e anche un grave incidente. Versa in gravi condizioni all'ospedale di Castelfranco, la 27enne protagonista dell'incidente accaduto nelle prime ore di questa mattina e quasi sicuramente causato dalla nuova ondata di maltempo che ha imperversato sulla Marca. La giovane era alla guida della sua auto poco dopo la mezzanotte lungo via Kennedy a Vallà di Riese, quando per la pioggia torrenziale è uscita di strada schiantandosi all'interno di un fossato. Subito sono scattati i soccorsi dei vigili del fuoco e la 27enne è stata estratta dall'abitacolo e subito trasferita all'ospedale a causa dei vari traumi riportati nell'impatto. Vigili impegnati nel frattempo in diversi punti della Marca per via degli allagamenti che si sono ripetuti anche la scorsa notte. Oltre una trentina le chiamate lungo la fascia da Oderzo a Castelfranco, per strade, garage scantinati inondati dall'acqua che canali e scoli non sono riusciti a far defluire. Nella mattinata di oggi la situazione è tornata alla normalità. Intanto la frequenza di questi eventi così estremi sta alla base anche della maxi esercitazione di protezione civile
organizzata oggi e domani nell'area dell'Opitergino Mottense. Viene simulata una alluvione devastante come quella del 1966. Questa esercitazione è stata pensata in riferimento all'alluvione catastrofica che ci fu nel 1966 e difatti è pensata e tarata su un'alluvione di 3 aste che sono l'Isonzo, il Tagliamento e il Livenza. Oltre 1000 persone coinvolte nell'imponente esercitazione di protezione civile che simula un'alluvione catastrofica come quella del 66, un'emergenza di tali proporzioni da richiedere il supporto di unità di soccorso anche dall'estero. Si chiama NEIFLEX e vede il coinvolgimento, oltre che delle regioni Veneto e Friuli, anche di volontari e personale provenienti da Austria, Francia, Montenegro, Serbia, Slovenia e Russia. La crescita del numero di incendi boschivi, la crescita degli eventi di inondazione, di bombe d'acqua, di situazioni estreme che si vanno verificando anche a seguito dei cambiamenti climatici, è ovvio che la preparazione e la capacità di risposta non solo nazionale ma anche internazionale è essenziale. Una targa sul municipio di Motta ricorda ancora il livello che l'acqua raggiunse nel 66 e che questa sia un'area particolarmente a rischio. Lo sanno bene i residenti, che rischiarono di finire sott'acqua anche nel 2010 quando si rese necessaria l'evacuazione dell'ospedale, per fortuna solo a scopo precauzionale. Ora l'esercitazione simulerà un'altra alluvione devastante, testando quindi il coordinamento del sistema nazionale di protezione civile, oltre alle capacità di intervento delle squadre europee. Coinvolti i comuni di Motta e Meduna di Livenza, Gorgo al Monticano e Porto Buffolè, oltre ai comuni veneziani e friulani sulle aste di Livenza e Tagliamento. La cronaca ci porta a parlare di un'incredibile vicenda. Protagonista è un 15enne di Brugnera che è accusato di simulazione di reato, procurato allarme, omissione di soccorso e guida senza patente. Il giovanissimo, infatti, dopo aver speronato con l'auto della madre non assicurata una automobilista 28enne di Gaiarine, che è rimasta ferita, si è dileguato senza prestare soccorso. Il pirata poi, per crearsi una sorta di alibi, è arrivato a inventare e a denunciare ai carabinieri una rapina in casa, un piano che è fallito miseramente, quello dello studente 15enne, perché la messa in scena è stata scoperta dai militari della stazione del nucleo radomobile di Sacile. Ed ora il capitolo banche, le ultime novità del governo, la stretta del governo sulla riforma delle popolari e le speranze dei risparmiatori. Ho incontrato dei risparmiatori durante le consultazioni, dei risparmiatori che evidentemente sono in forti difficoltà. Non si è dimenticato dell'incontro con i truffati delle banche venete, il neo presidente del Consiglio Giuseppe Conte, e lo ha rimarcato ieri durante il discorso di fiducia alla Camera dei Deputati per sottolineare come il capitolo sia più aperto che mai. Una sensibilità mantenuta grazie all'interesse del deputato Federico D'Inca, promotore di quell'incontro che ora potrebbe essere coinvolto nella revisione del sistema bancario, delle popolari e dei crediti cooperativi. Stiamo già maturando e questa consapevolezza è già nel contratto di governo. Stiamo maturando la valutazione che ci sia da distinguere, sia opportuno distinguere tra banche di credito che erogano credito e soprattutto sono fortemente caratterizzate a livello territoriale, quindi hanno un legame forte col territorio, e invece banche di investimento, diciamo così, più votate alla speculazione. L'intento è di smontare quanto fatto finora, ovvero la conversione in SPA delle popolari e la confluenza in holding dei crediti cooperativi. Tutti i provvedimenti che, revisionati, rimetteranno in discussione anche la situazione delle azioni, diventate carta straccia dopo la conversione da società cooperative. Una speranza in più per i tanti risparmiatori senza più risparmi. Sicuramente quello che ci aspettiamo è che vada in attuazione il fondo, che questo fondo che era stato votato precedentemente da tutti i partiti venga attuato, naturalmente modificato, ampliato e deve essere semplificato. Quel fondo è alla base della fiducia che deve essere recuperata dei risparmiatori, che non è solo dei risparmiatori ma è dell'intero sistema. Allora la politica con le prossime amministrative, ovviamente partendo dal capoluogo della Marca, gli ultimi giorni di campagna elettorale, iniziamo con il candidato del centrodestra Mario Conte, che ha fissato gli obiettivi su turismo e sport.
La media della regione è del 6%, Treviso cresce invece in doppia cifra. Questo è il dato del turismo di Marca, una vera e propria miniera per il candidato sindaco Mario Conte, che intende potenziare, mettendo la città al centro di un territorio che guarda dalle Dolomiti al mare. Treviso deve avere questa capacità di essere la regista di un turismo di marca, quindi saper sfruttare e promuovere tutte le potenzialità del nostro territorio provinciale. Per Conte il perno su cui ruotare l'offerta turistica verso tutto il mondo è il ciclismo, pratica sportiva quanto sociale e culturale. Italiani e stranieri che già soggiornano nelle nostre strutture ricettive. Sicuramente decideranno di passare almeno una notte in quella che sarà Treviso, la capitale del ciclismo italiana. Cicloturismo significa sport, altra attività per la città e territorio anche sotto il profilo sociale, ribadito oggi durante un incontro con l'Imoco Volley. Noi vogliamo incentivare tutti i nostri ragazzi, soprattutto quelli più giovani, ad andare a fare sport fino ad età giovanissima. Meno videogiochi, stare meno tempo in cameretta e più tempo nelle palestre, nei campi sportivi. Crediamo che un'attività sportiva intrapresa fin da giovani crei veramente dei benefici sia da un punto di vista sociale che da un punto di vista fisico per i nostri ragazzi. Ieri sera invece a 20:10 il sindaco Giovanni Manildo, candidato del centro-sinistra, è tornato a parlare del tema sicurezza. Sulla sicurezza abbiamo bisogno di lavorare molto, nel senso che sicuramente Treviso è una città dove si vive bene, è una città sicura, però bisogna anche accogliere le paure, la sensazione di insicurezza, bisogna accoglierla e cercare di eliminarla. Cosa abbiamo fatto? Siamo già partiti con l'idea delle infrastrutture luce, 15.500 lampioni dalle periferie al centro, partirà dai cantieri anche questo a settembre, l'8 maggio è partita la gara, e questo portare più luce porta più sicurezza. Poi continuiamo l'accordo con la prefettura e i carabinieri e la polizia dello Stato. Abbiamo fatto un accordo, c'era ancora il prefetto Marroso col Ministero dell'Interno, un patto per la sicurezza. Dobbiamo continuare sul tema della sicurezza partecipata, quindi del controllo del vicinato che sta funzionando, il controllo del vicinato, quindi i cittadini che si prendono cura di altri cittadini, e poi far sì che i vigili, grazie a delle scelte che abbiamo fatto, abbiamo almeno 10 vigili in più, ne abbiamo assunti 5 nell'ultimo mese e spostati da lavori di segreteria, tra virgolette, alla strada. Questi lavori di segreteria li facciamo fare, o li abbiamo esternalizzati o li facciamo fare ad altri dipendenti del comune. Queste nuove forze sono nel territorio, devono essere sempre più nel territorio. E poi ci sono le proposte in tema di cultura di coalizione civica per Treviso, la lista di Said Caibi. Ultime ore di campagna elettorale e Coalizione Civica per Treviso, che candida sindaco Said Caibi, le riserva per presentare le proprie proposte in tema di cultura, musei, università, una cultura non solo di intrattenimento. Quello che invece c'è bisogno per Treviso è di recuperare il ruolo del museo civico. Il museo, per sua natura, ha il ruolo di conservare le eccellenze e la storia di un luogo, di conservare le eccellenze e i reperti dei cittadini, per cui il museo deve restituire ai cittadini quella che è la loro storia. Cultura vista anche come uno strumento per la riqualificazione di aree delle periferie o del centro attraverso la residenza d'artista. Proponiamo una residenza d'artista dove invitare delle persone che ci guardino dall'esterno e che abbiano la capacità, attraverso l'analisi e la proposta artistica, di incidere e di cambiare alcune dinamiche anche dell'istituzione. Sull'università a Treviso, Coalizione Civica ha come obiettivo quella di creare un vero e proprio campus. Noi vogliamo un'università a Treviso che sia dedicata alla didattica innovativa, esperienziale, attraverso la quale gli studenti e laureati possano sviluppare dei prodotti e dei servizi innovativi a impatto sociale. Ci sono tantissimi spazi vuoti in centro storico che possono essere adibiti a residenze per gli studenti, a spazi co-working dove gli studenti e i laureati possono sviluppare le loro idee, e crediamo fortemente che l'università possa essere ricettiva di una comunità anche internazionale. E poi ci sono gli altri comuni al voto, continua il nostro viaggio, allora facciamo tappa a Vedelago.
I manifesti strappati l'altra sera a Fossalunga sono il segno della tensione per l'ultima settimana di campagna elettorale a Vedelago, comune da 16.000 abitanti e per questo con Treviso nella fascia delle amministrazioni che possono essere elette con il doppio turno. Tra i nomi in corsa per la fascia tricolore, l'attuale sindaco Cristina Andretta, l'ex sindaco Paolo Quaggiotto e il rappresentante di due civiche che guardano al centro-sinistra, Sergio Squizzato, che spiega così la sua candidatura. Mi candido perché con la passata amministrazione di cui abbiamo fatto parte hanno sposato la linea dei partiti politici e noi invece vogliamo rimanere come lista civica. Motivo che racconta come Vedelago viva politicamente davvero una singolare situazione. Squizzato infatti era assessore della maggioranza che ha sostenuto l'attuale sindaco, che a sua volta l'ha fatta mancare all'ex sindaco Quaggiotto, che motivò così il suo ritorno. La passione di voler fare per la comunità. Leggermente diversa la motivazione dell'attuale primo cittadino. Perché vogliamo portare avanti i progetti che sui quali abbiamo cominciato a lavorare, perché amiamo questo territorio, amiamo la comunità di Vedelago e vogliamo rendere una Vedelago migliore per rendere il benessere per noi e per i nostri figli. E il lavoro alle nuove generazioni è il primo degli obiettivi dell'ex sindaco Quaggiotto, che con le sue due civiche punta a spostare il voto del centrodestra che oggi sostiene il sindaco Andretta. Un lavoro che non deve essere il lavoro del manifatturiero che ha portato a essere il nostro nord-est negli anni '80 un modello di sviluppo per tutto il mondo, ma un manifatturiero dove la sinergia con le università dovrebbe garantirci dei nuovi modelli di produzione. Punta invece alla conoscenza il sindaco Andretta per convincere gli elettori. Abbiamo una grande conoscenza che è dettata dall'esperienza data da questi anni, che Vedelago ha delle grandissime opportunità, vanno valorizzate e concretamente adesso dobbiamo dare delle risposte ai cittadini. Anche per Squizzato conta sì l'esperienza ma anche la novità nell'amministrazione. Noi siamo il nuovo con un'esperienza fatta diretta di 5 anni, abbiamo delle idee chiare, vogliamo lavorare direttamente con i cittadini a stretto contatto e con dei progetti estremamente fattibili e finanziabili. Sfida 4 invece a Nervesa della Battaglia. Per le prossime elezioni amministrative a Nervesa della Battaglia si presenteranno 4 candidati per la carica di primo cittadino. 5.400 elettori su 6.800 residenti avranno la possibilità di votare Fabio Vettori, 58 anni, ingegnere, sindaco uscente, appoggiato dalla lista Vettori Sindaco. Con la lista Movimento per Nervesa si candida Lisa Della Valentina, 31 anni, consulente legale. Con la lista Berton Sindaco si candida Fiorenzo Berton, 66enne, medico di famiglia. Con la lista Aria Nuova per Nervesa si candida Davide Daniel, 35 anni, ingegnere. Queste le loro priorità. La sistemazione delle strutture scolastiche, di tutte le strutture scolastiche di Nervesa della Battaglia e completare gli interventi di salvaguardia idraulica del territorio. Le priorità sono persone, lavoro e territorio. Abbiamo deciso di dedicarci a questi 3 argomenti. Sono essenzialmente quelli di rispettare un programma che non è stato rispettato 5 anni fa e che è impellente, e poi il controllo idrogeologico del territorio per evitare le alluvioni e le esondazioni. Maggiori risorse sociali, riqualificazione urbana ed economica di Nervesa, monitoraggio ambientale. A Moriago della Battaglia invece c'è un solo candidato e quindi la lotta è contro l'astensionismo. Strano ma vero, di poster affissi nel tabellone elettorale ne è presente solo uno. A Moriago della Battaglia si è presentata solo la lista Tonello Sindaco del 49enne bancario e sindaco uscente Giuseppe Tonello. Perché ha deciso di candidarsi? Ho deciso di candidarmi in continuità con le 2 precedenti mandati, quindi sono al 3° mandato, quindi la voglia di continuare il lavoro che si è iniziato in questi anni con una squadra ancora più forte di quella che avevo prima. La vera sfida sarà raggiungere il quorum del 50% più un voto per scongiurare l'ombra del commissariamento. Raggiungere il quorum vuol dire portare al voto 1.403 abitanti, tenuto conto che i votanti sono 2.800 e qualcosa. Il grosso problema sono i residenti all'estero, che sono circa 800, che non potranno ovviamente venire a votare. Un altro candidato, questa volta però alle presidenziali della Nigeria, ha fatto tappa a Treviso, lo vediamo dopo la pubblicità. Rieccoci in studio in diretta al telegiornale di Treviso, ripartiamo allora dalla tappa trevigiana per il candidato alle elezioni presidenziali in Nigeria.
Cori e canti per un'accoglienza a dir poco calorosa è quella che la comunità nigeriana di Treviso ha dedicato a Omoyele Sowore, un nome pressoché sconosciuto qui da noi, ma carico di significato e di speranza per queste persone. 47 anni, attivista per i diritti umani e fondatore dell'agenzia di stampa Sahara Reporter. Sowore è candidato alle elezioni presidenziali in Nigeria per l'anno prossimo e la sua campagna elettorale la fa girando il mondo. Strano, ma neanche tanto poi, se si pensa che i nigeriani fuori dalla Nigeria sono ben 6 milioni, molti dei quali sono immigrati in Italia e contribuiscono al sostentamento del loro paese, che però è incagliato da troppi anni in una catena di malgoverno e corruzione che il giovane Sowore vuole spezzare una volta per tutte. C'è un problema di povertà, problema di sicurezza sulle frontiere, la gente esce come vuole, la gente che porta alcuni fuori per poi venderli o trattarli male escono come vogliono, poi Boko Haram pure riesce a portare gente da fuori in Nigeria per poi combattere per loro. Presente all'incontro tutti i leader della comunità nigeriana di Treviso dintorni, con in prima linea l'associazione Save Our Girls, che lotta contro la tratta di esseri umani. E questa è l'unica associazione di immigrati che si dà da fare per contrastare la tratta. Hanno cominciato con la tratta di ragazze e diciamo che hanno avuto un bel successo. Noi glielo auguravamo quando hanno cominciato, eravamo un po' scettici perché è una cosa difficile, ma vi spiegheranno quante ragazze hanno tirato fuori dalla strada. Fra questi 2 anni che siamo in servizio abbiamo aiutato più o meno 45 donne, almeno con i documenti, residenza, tutto quanto. Come sapete già, Nigeria è un paese, uno dei più ricchi, anche uno dei più poveri. C'è le persone che vengono qua tramite il mare, vengono qua, c'è alcuni che prostituiscono, c'è alcuni che vanno in giro a chiedere limousine. Non siamo contenti di questo, per quello che abbiamo scelto questo giovane che è molto in gamba. Siamo stanchi, vogliamo un futuro meglio da fine, quindi siamo insieme fare questa lotta contro il malgoverno anche della tratta di esseri umani. Siamo sport con il basket, 2 finali scudetto con la guida di Reggio Emilia, sempre alla guida di Reggio Emilia anche la semifinale di Eurocup e il palmarès di altissimo livello recentissimo di Max Menetti, che è il nuovo coach della De Longhi Treviso dopo l'addio di Stefano Pillastrini. Nel tardo pomeriggio di oggi la presentazione ufficiale, ecco le prime parole da allenatore di Treviso Basket. Dopo aver chiuso quella bellissima parentesi lunga, anche con tante soddisfazioni, cercavo una situazione dove ricominciare un cammino, dove riuscire a ricominciare a ripercorrere una strada che era stata percorsa a Reggio Emilia, quindi con una società con dei valori, con una grande organizzazione e soprattutto con delle visioni, perché una società che 4 anni fa era in promozione e adesso si sta giocando ai massimi livelli del basket italiano è una società assolutamente che ha avuto delle visioni. È evidente che adesso dobbiamo cominciare a lavorare sulla squadra, ma ho parlato di identità. Ecco, l'identità può passare attraverso tante cose, va molto al di là della questione tecnica, va al di là del costruire una grande empatia con un ambiente fantastico, con una squadra, una città che vive ancora pensando di poter fare tanto bene e di voler sognare. Siamo in chiusura, 20:10 fra pochissimo, con il nostro direttore Luigi Bacialli che intervista il professor Stefano Zecchi e poi alle 21:15, come abbiamo già raccontato, l'ultimo confronto, i 6 candidati sindaco a Treviso, una ring speciale dalle 21:15. È tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito. Arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Sulle nostre regioni a prevalere sarà l'instabilità. Diamo uno sguardo più approfondito. Sul Veneto al mattino il cielo sarà irregolarmente nuvoloso con qualche piovasco sparso possibile soprattutto sui settori nord-occidentali, asciutto e in genere soleggiato altrove, col passare delle ore piogge anche sul resto della regione. Temperature minime tra 16 e 20 gradi, massime comprese invece tra 23 e 27 gradi circa.
Situazione molto simile sul Friuli Venezia Giulia, con occasionali rovesci solamente sui monti al mattino. Dal pomeriggio deciso peggioramento, con fenomeni temporaleschi via via più diffusi un po' su tutti i settori, ma migliorerà entro la serata. Temperature minime comprese tra 18 e 20 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 28 e 31 gradi circa. Non cambia di molto la previsione sul Trentino Alto Adige, sarà bel tempo ovunque al mattino con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Dal pomeriggio peggiorerà un po' ovunque con qualche temporale a carattere sparso. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 17 gradi, valori massimi compresi invece tra 23 e 25 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.